Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Mentre le due squadre si salutano, abbiamo il tempo di leggere gli uomini a disposizione per le due squadre. Per quanto riguarda il San Giorgio Piana abbiamo col numero 1 Lamin, col numero 2 Yamme, col numero 3 Mule, col numero 4 Passero, col numero 5 Neri, col numero 6 Diacate, col numero 7 Barbara, col numero 8 Cacicia, col numero 19 Secan, col numero 10 Sannasardo, col numero 11 Candela. A disposizione col numero 12 Russo, col numero 13 Gaio, col numero 14 Giannone, col numero 15 Taibi, col numero 16 Dinallo, col numero 17 Maniscalco, con il 18 Cavedoni, con il 9 Amaya e col 20 Martinez. Le due squadre si dispongono in campo, San Giorgio Piana sulla parte sinistra del campo, Partinica Audace sulla destra. Si attende solo il via da parte del direttore di gara per poter iniziare. Qualche chiarimento richiede il direttore di gara prima di iniziare il match. Ancora qualche attimo prima dell'inizio del match. Nel frattempo le due squadre vedono di riscaldarsi. Arriva ora il fischio d'inizio, primo possesso da parte del Partinica Audace. Subito tentato un lancio lungo per le vie centrali, intercettato prontamente dal San Giorgio Piana, che prova subito a ripartire, a proporre il pallone sulla corsia di sinistra. Tempo scontro ritenuto regolare da parte del direttore di gara, ancora un pallone interessante sulla corsia di destra per Barbara, che prova a farsi spazio e servire il pallone in mezzo, poi allontanato da parte della difesa del Partinica Audace. Prendi qualcosa, Peppe, spalle, il 6. Messa laterale per il San Giorgio Piana. Battere Barbara. Pallone a cercare i compagni in mezzo, trova però semplicemente la testa di uno dei difensori del Partinica Audace. Nel frattempo lotta per il possesso dal lato del campo ospite. Ancora possesso per Barbara, che prova ancora una volta a servire i compagni in mezzo. Altra deviazione, altra rimessa laterale. Prendi il 6, prendi il 6. Il 7, Trifi. Rimani là che arriva. Lancia Yamme per i compagni in mezzo. Pallone che poi viene recuperato dal Partinica Audace, che prova a ripartire sulla corsia di destra.
lancio lungo sempre sulla corsia di destra, poi pallone che finisce fuori la linea del campo, sarà rimessa laterale, già subito prontamente battuta da parte della squadra ospite, che ancora prova ad affondare sulla corsia di destra, poi pallone che rotola sul fondo. Va bene? Yaki! Ma tu! Vai dentro tu perché ci rimane! Prima rimessa dal fondo per Lamin, oggi con la fascia da capitano al braccio. Subito battuta corta per Neri. Serve il compagno sulla corsia di sinistra. Ancora. Guarda, andiamo, va bene! Rimessa laterale per la Partinica Audace, che subito batte, poi si affida ai compagni dietro. Pressa alto il San Giorgio Piana, recupera un preziosissimo pallone, poi lanciato in mezzo per Secan, che serve il compagno, che prova a farsi spazio, poi si appoggia al numero 8 del San Giorgio Piana, tenta lo scambio col compagno, pallone che viene poi recuperato dalla Partinica Audace, che prova a ripartire. Yamme però intercetta bene e serve Barbara, che poi va su Secan, pallone che viene allontanato. Ci arriva Sanna Sardo. Palla per Neri, che cerca spazi. E poi lancia lungo per Barbara. Ancora lotta sul pallone per Barbara. Poi la Partinica Audace in qualche modo recupera il pallone, ma ancora palla in aria. Bravo! Mettiti a posto, Trifi, va bene! Stai qua, Peppe! Rimessa laterale Non ti preoccupare! per la squadra di casa. L'altro lo prende Alessio! Ale, stai davanti all'uomo, Ale! Lancio lungo per cercare i compagni in aria, ci arriva di testa la difesa della Partinica Audace che allontana in qualche modo. Forza lì! Pallone che rotola fuori dal campo, sarà rimessa laterale per la squadra ospite. Possesso ancora Partinica Audace che tenta un altro lancio lungo, poi pallone che finisce ancora una volta in rimessa laterale in favore della squadra di casa. Pallone lanciato dalle parti di Lamin, che dialoga con i compagni, poi serve il compagno più prossimo alla sinistra, palla che poi va su Neri, che fa qualche metro e poi scambia con Yamme, che prova a scattare sulla corsia di destra e servire Barbara, che poi si appoggia a Secan in mezzo. Tentato l'1-2. Quando Neri porta palla, di qua, va bene, attacchiamo spazio veloce. Rimessa dal fondo, batte corto Polizzi. Scambio nelle linee difensive della Partinica Audace e poi lancio lungo intercettato di testa da Neri. Pallone che rotola dalle parti della difesa della Partinica Audace, pressa alto il San Giorgio Piana. Tempo scatto da parte del numero 7 sulla corsia di sinistra, ha librato male il passaggio. Che cazzo falla con te? Buona l'idea. Palla quando siamo bassi, si staccano sempre, quindi guarda se l'attaccante si stacca. Quando cazzo scalate qua? Porca troia! Ancora possesso per il San Giorgio Piana che si prende il suo tempo per ritagliarsi i suoi spazi. Ancora Neri, prova a saltare l'avversario, poi si appoggia al compagno. Pallone indietro per Lamin, che forse opta per il lancio lungo, lo fa. Pallone che però viene intercettato dalla Partinica Audace. Intervento falloso. Richiamo solo verbale per Neri. Rimane a terra il numero 9 Mistretta.
prima punizione interessante del match in favore della Partinica Audace. Sul punto di battuta il numero 10 Caronia. Fa qualche passo per prendere la rincorsa. Nel frattempo 4 uomini in barriera per il San Giorgio Piana. Si appresta al tiro Caronia, pallone che va a sbattere sulla barriera, poi recupera San Giorgio Piana che allontana in qualche modo il pallone. Sarà rimessa laterale per la Partinica Audace che batte subito a cercare i compagni in profondità, pallone che poi viene accompagnato sul fondo. Gioco! Iamme si appoggia su Neri. Pressa alto il numero 9 della Partinica Audace. Neri non si fa intimorire e continua a tenere il pallone, poi lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Pallone che poi viene allontanato in rimessa laterale. Batte subito Barbara. Pallone per il numero 11 del San Giorgio Piana. Scambio con Barbara che poi cerca i compagni in mezzo. Ci arriva di testa la difesa della Partinica Audace che allontana. Dai lo sfogo, dov'è? Ancora possesso San Giorgio Piana che prova a ritagliarsi qualche spazio sulla corsia di sinistra, poi ferma tutto il direttore di gara. Altra punizione per la Partinica Audace. Battuta subito. Pressa alto Secan. Allontana in qualche modo la Partinica Audace, pallone che poi viene recuperato da Neri che ripropone in avanti. Salta! Altra rimessa laterale per il San Giorgio Piana. È roba tua! Battuto dalle parti di Barbara che lotta per il pallone. Palla che poi viene scortata sul fondo. Rimessa dal fondo per Polizzi. La Partinica Audace prova a ritagliarsi qualche spazio. Sbagliato l'ultimo passaggio, pallone recuperato da Iamme che poi si appoggia dietro alla Min. Palla tra i piedi di Neri che guadagna qualche metro. Poi va per servire Diacate che si appoggia nuovamente alla Min. Lancia lungo la Min a cercare Secan. Pallone che viene intercettato poi di testa. Ancora Diacate lotta sul pallone di testa. Lotta di possesso tra le due squadre. Sembra avere la meglio la Partinica Audace, poi Giocala con Diachi, gioca, cazzo! batte subito il San Giorgio Piana. Seguito del fallo di mano fischiato dal direttore di gara. Pallone tra i piedi di Diacate che poi serve Neri. Ancora palla per Diacate che va verso Iamme. No, ma quando mai? Pallone fuori secondo il direttore di gara. Ma in linea cosa è in linea? Veloce, giocala tu lì! È in linea. Rimessa laterale dunque per la Partinica Audace che prova subito un lancio lungo.
mandato fuori dalla testa di Barbara. Rimessa laterale per la Partinica Audace, che subito batte a cercare Mistretta in aria, che lotta tra 3 maglie nere. Sarà dunque calcio d'angolo, il primo del match. Battuto il calcio d'angolo a cercare gli uomini in mezzo, facile tra le braccia di Lamin, che subito prova a ritagliarsi qualche spazio per servire i compagni. Ferma tutto il direttore di gara. Mettiti a posto, Angelo! Dario! Dovete andare a attaccare spazio con più velocità, No, vedete più veloce, dai! La palla al limite d'aria, dov'è? A posto qui, lascialo, dov'è? Vedi che vuoi da solo, dov'è? Ferma! Si può ripartire. Ancora pallone tra i piedi di Neri, che opta per il lancio lungo. Recupera il numero 11 del San Giorgio Piana, che poi serve Barbara, che poi mette il pallone in mezzo, allontanato di testa. Attenzione, ancora palla in gioco. Pallone adesso tra i piedi di Diacate, che poi va su Yamme. Non riesce nello stop Barbara. Rimessa laterale per la Partinica Audace. Lanciata lunga dalle parti di Mistretta, allontana più che può Neri. Pallone ancora in gioco. Ci arriva di testa Moulet. Pallone tra i piedi di Secan, che si appoggia per il numero 8. Poi facile tra le braccia di Polizzi, che raccoglie e subito serve il compagno. Scambio tra le linee difensive della Partinica Audace. Poi lancio lungo sulla corsia di destra, lotta sul pallone Moulet, poi viene chiamato il fallo. Si ripartiva dunque da una punizione in favore del San Giorgio Piano. Scalate bene di là! Batte Lamin. Pallone tra i piedi di Neri, che poi scambia con Yamme, guadagna qualche metro. Ancora pallone tra i piedi di Neri, si appoggia a Moulet. Riesce a ritagliarsi spazi per uscire il San Giorgio Piano, opta dunque per il lancio lungo Neri. Lotta sul pallone, poi però recupera il Partinica Audace in maniera regolare secondo il direttore di gara, che può provare a ripartire dalle linee difensive. Ancora possesso Partinica Audace, che prova a ritagliarsi qualche spazio, costretto poi ad affidarsi nuovamente alla difesa. Pressa alto il San Giorgio Piana, poi intervento in ritardo da parte del numero 8 Cacicia. Quando è così, evita il passaggio, tu, lui. Vabbè, ti aspettano lì per andare a uscire su di lui. Avanti, va bene là, 19, fallo giocare. È dietro però, vai, oh! Batte Raimondi. Lancio lungo della Partinica Audace, intercetta Neri, ma ancora palla tra i piedi della squadra ospite, che prova a farsi spazio sulla corsia di destra. Pallone che
che poi termina fuori. Ora palla in gioco, poi nuovamente fuori. 17° minuto allo stadio Licauli di Piana degli Albanesi, ancora 0-0 il risultato tra le due squadre. Prova a farsi spazio la Partinico Audace, che recupera il pallone Secan, che prova a servire il compagno che non riesce a stoppare bene. Lotta sul pallone il numero 8 della Partinico Audace, ma ci mette il fisico Secan. Va bene Mario, buona, grande Mario! Va bene! Più veloce! Più veloce! Gioco! Si partirà da una rimessa al fondo, Mario, cercati l'alto forte, Mario! che la Min batte dalle parti di Moulin. Poi scambio con Neri. Neri lancia nuovamente lungo dalle parti di Barbara, intercettato però dal numero 6 Duli della Partinico Audace. Sarà rimessa laterale per la squadra di casa. Lancio lungo a cercare i compagni in mezzo, trova però la testa della difesa della Partinico Audace, poi ferma tutto il direttore di gara. Un presunto intervento falloso commesso da Neri. Dai Dario, va bene Dario, va bene, dai! Ogni volta, perché poi mi ricevo la palla per uscire. La polizia l'ha battuta, lancio lungo. Pallone sulla corsia di destra, recupera la Partinico Audace che prova a farsi spazio, poi pallone che termina fuori. Pallone tra i piedi di Lamin. Adesso Neri guadagna metri, si appoggia a Yamme, lotta sul pallone Candela, poi recupera il numero 4 della Partinico Audace, serve il compagno sulla corsia di destra. Altro intervento tenuto falloso dal direttore di gara, sarà un'altra punizione per la Partinico Audace. Gli animi iniziano a scaldarsi anche sugli spalti. Attimi di discussione prima della battuta del calcio piazzato. È a uscire, staccati un po'! Dario! Allunga la linea! Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Pallone in mezzo, intercettato da Secan che allontana. La porti! Vieni, Trippi! Vieni! Altro pallone interessante, però termina tra le braccia di Polizio, che poi lancia lungo. Intercetta Neri di testa. Prova a salvare in qualche modo Lamin, mette il pallone in rimessa laterale. Angolo! Ma come fai? Il direttore di gara invece ritiene sia calcio d'angolo. State dormendo! Ma svegliati, cazzo! Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Si ripartirà da una rimessa dal fondo. C'è
visto che lo segnava lui? Ma dai! Porca troia, mi sbagliate! Batte Lamin verso Yamme. Palla tra i piedi di Neri che si appoggia a Moulet. Ancora Neri. Va per il lancio lungo Neri, sempre dalle parti di Barbara, che prova a servire i compagni in mezzo. Non ci arriva Passero di testa, ma ancora pallone tra i piedi del San Giorgio Piana che prova a farsi spazio, tenta il tiro. Altro tiro, ancora una volta Murato. Rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Ancora pallone tra i piedi di Barbara che prova a farsi spazio e servire per i compagni in mezzo. Allontanato di testa poi dalla difesa della Partinico Audace. Altro pallone tra i piedi di Barbara, sbagliato lo scambio, poi lotta sul pallone, Yam lo recupera e si appoggia ai compagni nelle retrovie. Palla ora tra i piedi di Lamin che si appoggia subito a Neri. Moulet scambia con Neri. Lotta di possesso tra le due squadre. Alla meglio Secan che prova il tiro. Mario, va bene così, dai! Torna Ale, piano piano, torna! Muduce le due! Sì. Ora possesso Partinico Audace. Torna Ale! Prova a ritagliarsi qualche spazio. Lancio lungo poi dalle parti del numero 11. Intercettato prontamente di testa da Yam che manda fuori. Pallone tra i piedi della Partinico Audace. Altro fallo secondo il direttore di gara. Iniziano ad essere sempre più forti le proteste. Ah, tutto al contrario! Oh. Tutto al contrario! Oh. Tutto al contrario! Ma come si fa? Altra punizione interessante per la Partinico Audace. Dai Dario, dai Dario! Sta fischiando tutto al contrario, dai Dario! Passalo! Stai più lato a te! Se te la giocano vai! Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Non ci arriva in due tempi Lamin. Perché lancia lungo. Pallone che però finisce facile tra i piedi della Partinico Audace, che subito recupera il pallone. Altro lancio lungo dalle parti del numero 10, intercetta di testa Barbara che manda fuori. 26esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato allo stadio Licaoli di Piana degli Albanesi. Lancio lungo dalle parti di Secan, recupera però la Partinico Audace. Lotta ancora Secan sul pallone insieme a Candela. Oh, è fallo! È fallo! Tutto regolare secondo È giusta cosa, va, per favore! Sarà dunque rimessa laterale per la Partinico Audace, subito battuta. È fuori, oh! Non te lo chiamo! Rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Pallone che va dalle parti di Lamin.
Pallone tra i piedi di Neri. Provata la triangolazione, recupera il pallone la Partinico Audace, che tenta ancora una volta l'affondo e poi il tiro troppo centrale. Attento Lamin. Iniziano a scaldarsi anche gli animi in campo. Pallone tra i piedi di Neri. Poi scambio con Yamme, ancora Neri. Altro lancio lungo intercettato poi dalla Partinico Audace, che prova subito a ripartire. Recupera il pallone il San Giorgio Piana. Corri dritto! Basta lì! Ancora palla tra i piedi di Neri. Scambio con Cacicia, che guadagna qualche metro in mezzo, poi si appoggia a Diacate. Pallone adesso tra i piedi di Yam, che va su Barbara. Poi palla che termina fuori. Messa laterale battuta, prova Cacicia ad arrivare sul pallone, allontana la difesa della Partinico Audace, intercetta di testa Mulè. Altro pallone recuperato dalla Partinico Audace, che prova a lanciare lungo dalle parti di Mistretta. Poi palla che finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Ancora Neri. E si appoggia a Cacicia. Poi Yam tenta. E fallo! Ah, gliene chiamati 4 a noi! Il tiro Mulè. Ancora Mulè. Altro pallone recuperato dalla Partinico Audace. Continua a guadagnare metri. Non ci arriva. Caronia. Ora Neri. Lancio lungo di Neri dalle parti di Barbara. Ci arriva col corpo il numero 6 della Partinico Audace, che permette al compagno di recuperare il pallone, perché errore nel passaggio. Palla regalata al San Giorgio Piana. Lotta la squadra di casa, recupera il pallone, poi palla che rotola dalle parti di Lamin, che scambia con Mulè. Ancora Lamin. Palla per Neri, che ancora una volta lancia lungo dalle parti di Barbara, che riesce ad agganciare il pallone, ma poi recupera la Partinico Audace. Nel tentativo di spazzare lontano regala un'altra rimessa laterale alla squadra di casa. Stai lì! Angelo! Prendi qui! Rimessa laterale battuta. Lotta sul pallone Barbara. Palla che arriva tra i piedi di Yam. Ancora palla fuori. Altra rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Il 6! Angelo! Prende la rincorsa Yam. E serve Cacicia, che scambia ancora una volta con Jan, che prova a mettere il pallone in mezzo. La palla era però già uscita, secondo l'assistente. Sarà dunque rimessa laterale in favore della Partinico Audace, che va per il lancio lungo dalle parti di Mistretta. Intercetta Yam. Palla ancora tra i piedi della Partinico Audace, che prova a scattare sulla corsia di sinistra. Accompagna però fuori il pallone Yam.
Palla tra i piedi di Lamin che si appoggia a Moulin. Scambio con Diakate che poi va su Neri. Ancora una volta lancia lungo dalle parti di Barbara. Palla che viene intercettata dalla parte di Caudace. Ma non è mai fallo! Direttore di gara fischia fallo in favore degli ospiti. Batte all'indietro Alfano, perché scambio dall'altro lato del campo. Prova a farsi spazio in qualche modo la parte di Caudace. Salta Trifi! Prova a saltare altra interruzione di gara da parte dell'arbitro, altro fallo commesso dal San Giorgio Piana. Va Raimondi sul pallone, lancia lungo sulla corsia di destra, lotta sul pallone Passero e poi palla che termina sul fondo. Quasi 34esimo minuto di gioco allo Stadio Licauli. Dai Mario, stai tranquillo, dai! Sempre 0-0 il risultato. Ancora nessuna particolare occasione da gol per entrambe le squadre. Solo un tiro abbastanza centrale effettuato dalla Partini Caudace, che non ha impensierito particolarmente Lamin. Nel frattempo lancio lungo, prova Cacice a lottare sul pallone, riesce ad agganciarlo, si appoggia al compagno che è costretto ad andare sulle retrovie, perché palla a Diakate, ancora Caciccia che va a servire Jamme che scatta sulla corsia di destra, poi prova a scambiare con Barbara, palla che termina in rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana, che prova a spingere sull'acceleratore. Questi ultimi 10 minuti prima del termine della prima frazione di gara. Ancora lì! Pallone tra i piedi di Jamme che prova a crossare per i compagni, troppo alto, prova ad arrivarci Passero che tiene il pallone in campo, poi scambia con Candela. Errore nel passaggio, pallone che termina sul fondo. Va a recuperare il pallone Polizzi e si appresta a battere la rimessa dal fondo. Battuta corta, il compagno più prossimo sulla destra. Ancora Raimondi si appoggia sulla corsia di destra, perché il lancio lungo dalle parti di Mistretta. Ancora pallone tra i piedi di Mistretta. Si appoggia dietro al compagno. Ancora Mistretta sul pallone. L'arbitro non fischia e poi Bricchè fischia. Solo un richiamo verbale per Mistretta. Bricchè, palla che va dalle parti di Neri, che ancora una volta lancia lungo per Barbara, che riesce ad agganciare il pallone. Prova a servire Caciccia, passaggio impreciso, pallone che viene allontanato. Prova a recuperare Diakate, che tiene il pallone lì. Poi serve Barbara. Palla tra i piedi di Jamme che va su Caciccia. Scambio con Diakate, ora Barbara che crossa in mezzo. Tentato il colpo di testa. Non riesce a inquadrare però lo specchio della porta. Prova a ripartire subito Polizzi affidandosi ai compagni sulla corsia di destra. Difesa del San Giorgio Piana attenta, interrompe la cavalcata della squadra ospite sulla corsia di destra.
recupera un interessantissimo pallone Passero, poi lancio lungo che spreca una grandissima occasione per la squadra di casa. Lancia lungo la partenica audace dalle parti di Caronia che non ci arriva. Lo vedi, cazzo! Cambia, non puoi sbagliare sta cazzo di palla! Dobbiamo andare a far male! Dategli la palla, dategli. Oh, la palla, oh! Sei! Oh! Si ripartirà da una rimessa laterale a favore del San Giorgio Piano. Va all'indietro per Lamin, pressa molto alto, Mistretta, poi lancia lungo Yamin. Va per il lancio lungo Yam, lotta di testa Caciccia. Ancora pallone tra i piedi di Caciccia che poi va su Secan. Pallone per Barbara che prova ancora una volta a mettere in mezzo per i compagni. Cioè, pallone che arriva poi tra le mani di Polizzi che subito prova a far ripartire i compagni. Lotta Caciccia sul pallone. Che Diacate lancia lungo. Pallone interessante tra i piedi di Mistretta. Interviene Neri. Tutto regolare però per il direttore di gara. Questa laterale battuta. Poi È giusto! cambio rimessa. Ci avviciniamo verso il 40° minuto di gioco. Tutto regolare per il direttore di gara ancora una volta. Lancia lungo la partenica audace per servire il compagno sulla corsia di destra. Pallone che poi va a sbattere su uno dei difensori del San Giorgio Piana, regalando il calcio d'angolo alla squadra ospite. Si appresta alla battuta Caronia, alla bandierina. Chiamato lo schema. C'è quello che parte da dietro. Battuto verso il numero 11, poi pallone salvato Che te disse? Era quello in che extremis. Grande rischio per il San Giorgio Piana. Nel frattempo ancora palla tra i piedi di Secan che prova a lanciare lungo per Barbara. Riesce ad arrivarci prima Polizzi, ma lotta Caciccia sul pallone. Tutto regolare per il direttore di gara che lascia correre. Ma Giovanni, bravo Giovanni, bravo! Altra rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Lotta di possesso tra le due squadre. Alla meglio il San Giorgio Piana che prova in qualche modo ad agganciare il pallone. C'è la Candela, non riesce a comprendersi con il compagno. Palla che viene accompagnata sul fondo, sarà dunque rimessa dal fondo per Polizzi, che batte subito corto verso il compagno alla destra. Lancio lungo sulla corsia di destra a cercare Mistretta. Ci arriva Neri che allontana. Non riesce ad agganciare il pallone Passero. Lotta tra i due numero 4. Palla che poi viene allontanata e recuperata dal San Giorgio Piana. Mettiti a posto! Mettiti a posto! Stai lì! Abbassati tu! Ancora
Ancora possesso Piana, che lancia verso Passero, che prova a guadagnare metri ma si fa strappare il pallone. Altro lancio lungo, intercettato di testa da Jamme, stoppa poi Barbara che si appoggia a Neri e con calma prova a ripartire. Palla tra i piedi di Moulet che si fa spazio tra gli avversari. Ancora palla tra i piedi di Neri. Scambio con Jamme che Caciccia prova a servire Barbara, pallone che viene recuperato dalla Partinico Audace. Il numero 10 che prova a farsi spazio. Lancio lungo, ancora una volta della Partinico Audace, aggancia il numero 11 che prova a farsi strada. Ancora pallone sulla corsia di destra, poi tentativo di cross in mezzo, ci arriva saltando Lamin che poi lancia dalle parti di Secan, ferma tutto il direttore di gara. Sì, va a ricavare, questa la vedi tutta, questa la vedi tutta. Va a richiamare l'allenatore e poi vola il primo cartellino giallo della partita. Lo vedi? Sì, vabbè, ok. Queste le vedi tutte, là 2 metri non lo vedi il fallo, ah? Mario, tu non parlare! Là la botta si è sentita fino a così. Mario, gioca! Si ripartirà da una punizione in favore della Partinico Audace. Lancio lungo ancora una volta verso la corsia di destra, pallone che però termina fuori. Secondo il direttore di gara in favore della Partinico Audace, che va a lanciare dalle parti di Mistretta. Prova a recuperare Caciccia, allontana ancora una volta la difesa del San Giorgio Piana. Lotta sul pallone Secan, poi Passero. Mario dietro, Pallone tra i piedi di Neri. Quasi terminati 45 minuti di gioco. Staremo a vedere quanto sarà il recupero dato dal direttore di gara. Ancora pallone tra i piedi di Neri, che lancia lungo dalle parti di Barbara. Un minuto di recupero, quello dato dall'arbitro. Mancano dunque poco meno di 40 secondi al termine del match, dal termine della prima frazione del match. Rimessa laterale per la Partinico Audace che subito batte, scambio con Mistretta che lotta per il possesso del pallone, si appoggia poi al compagno, prova a servire Mistretta il numero 8, poi allontana il San Giorgio Piana. Palla che arriva tra i piedi di Polizzi, che si limita ad accompagnare il pallone fuori. Duplice fischio da parte del direttore di gara, termina 0-0 la prima frazione del match tra San Giorgio Piana e Partinico Audace. Nessuna particolare occasione da gol per entrambe le squadre, solo un tiro da parte della Partinico Audace che non ha particolarmente impensierito Lamin, però le due squadre vanno adesso negli spogliatoi. Dunque ci rivediamo all'inizio della seconda frazione di gara. Siamo qui con mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0. Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene,
è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri 2 anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo un minuto ha reso le cose un po' più facili, perché questa partita nascondeva molte insidie, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta, perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però bene, sono contento, bella reazione. È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la cosa che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo, giochiamo al meglio delle nostre possibilità, oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi gli applausi, a loro i punti. Eh sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, peccato per l'episodio soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tener botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene, peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque una squadra che comunque avrà una veste completamente ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando ci è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, io ho una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra due squadre, vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra
che secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce, poteva metterci in difficoltà e così a tratti è stato, però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo, sono stati un'altra squadra quando prende il pareggio in quel modo, dopo aver sbagliato tanto il primo tempo, perché abbiamo preso poi 2 traverse, qualche gol abbiamo sbagliato. Si può disunire, invece devo essere onesto e devo fare complimenti a questi ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria e così è stato. Poi il calcio è anche divertente, si diverte anche a creare trame interessanti. Il Camarat che vi ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato e anche la squadra che ferma il Marsala e vi fa allungare in classifica. Sì, abbiamo visto che il Marsala ha perso, allunghiamo, però ripeto, già le avevamo 9 punti di vantaggio qualche settimana fa. Poi hanno recuperato, sono stati bravi loro, forse siamo stati meno bravi noi, però ora adesso dobbiamo cercare di continuare quello che stiamo facendo, forse non basta, dobbiamo fare sempre di più e già domenica abbiamo una partita molto complicata contro un Misilmeri che è una squadra forte, organizzata e quindi sicuramente sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene in tutta questa settimana e partire con la mentalità giusta perché la nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare di ottenere sempre il massimo e voglio fare un appello, abbiamo bisogno pure dell'aiuto del nostro pubblico. Ecco, ti interrogo su qualche individuo, non mi soffermo sui vecchi perché ormai è storia nota, si parla di loro da anni, mi soffermo sui giovani, in particolare altra grande prova di Greco in mezzo al campo, ma anche bell'impatto di Bennici perché è entrato nell'azione del gol e poi anche nel finale ha preso qualche fallo, è stato importante. Assolutamente, diciamo che Bennici si sta allenando da poco con noi, il ragazzo ogni giorno che passa cresce, ovviamente è merito suo ma anche merito dei ragazzi, dei grandi che lo aiutano in tutto e per tutto e quindi pian piano si sta creando il suo orticello perché quando è chiamato in causa fa sempre la sua onesta partita. A me non piace parlare di singoli, però Greco sappiamo è uno di quantità, è uno che non si sacrifica tanto. Sappiamo che siamo un gruppo forte, oggi mancava qualche giocatore importante, però il gruppo è sano, il gruppo è unito, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e quindi dobbiamo cercare di continuare su questo passo e non possiamo decelerare. Con mister Cammarata, dopo l'importantissima vittoria del Camarat in casa contro il Marsala, mister, innanzitutto complimenti, questi vengono davvero al cuore perché oggi la squadra ha messo grinta, ha messo determinazione, ha messo letteralmente tutto in campo per portare a casa 3 punti che alla fine sono meritati. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione sotto l'aspetto agonistico, del cuore. Giocavamo contro una grande squadra, una squadra veramente costruita bene, che fa un buon calcio, però i miei ragazzi hanno dato tutto e a parte i primi 15 minuti dove siamo andati un po' in difficoltà, poi è stata una partita equilibrata dove diciamo che abbiamo fatto una grande partita. 7 giorni fa, se si ricorda, avevo detto che dopo quelle vittorie a Licata e a San Vito la stagione sembrava fosse cambiata. Erano arrivati 6 punti importanti e bisognava confermare con un'ottima prestazione contro il Marsala, a prescindere dal risultato. È arrivata la prestazione, è arrivato il risultato, adesso dove può arrivare veramente questo Camarat? Ma guarda, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita per noi deve essere importante e poi alla fine faremo i conti. Noi dobbiamo allenarci giorno per giorno sempre per migliorarci e per avere i nostri obiettivi personali, per fare un gran campionato, ma senza l'allenamento quotidiano non si va da nessuna parte. Ultima piccola domanda dal punto di vista più tattico. Oggi abbiamo visto una squadra mutaforme, a volte difendeva a 4, la maggior parte delle volte invece gli esterni facevano un lavoro importante, Spinelli da una parte, Cacchioro dall'altra. Questi giocatori che sanno interpretare più ruoli, che sanno dare il volto che vuole in base al momento della partita, questi possono fare la differenza. Sì, perché ormai il calcio di oggi non è più posizionale, ma in base ai movimenti della squadra che fai puoi diventare a 4, puoi costruire a 3, puoi costruire a 5, dipende come ti muovi e gli altri si devono muovere di conseguenza. Ho fortunatamente una squadra che ha voglia di migliorarsi giorno per giorno e questo mi semplifica le cose. Siamo qui con il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera. Direttore, innanzitutto complimenti, è arrivata la 3ª vittoria consecutiva e il calendario non vi aveva messo contro squadre facili, Licata, San Vito, ora Marsala.
queste gare, queste settimane hanno fatto vedere il reale valore di questo campionato? Beh, l'avevo detto nell'intervista passata a San Vitolo Capo, il valore di questa squadra è alto, i ragazzi si stanno davvero impegnando tanto, abbiamo raccolto il massimo di 3 sfide impossibili, diciamo, sulla carta, però siamo molto contenti e fiduciosi perché dopo un girone di andata un po' problematico la vera forza dei ragazzi sta venendo fuori, il frutto dello staff tecnico, del mister Cammarata, e siamo davvero orgogliosi di avere una squadra del genere perché lotta su ogni pallone e mette in difficoltà qualsiasi squadra. Questa vittoria è proprio dedicata ai tifosi, a Cammarata, a tutta la città, perché le altre 2 importantissime erano arrivate comunque fuori dal catino di casa. Oggi davanti al proprio pubblico la squadra non ha fallito l'appuntamento. Beh, ci tenevamo tantissimo a regalare ai nostri tifosi una giornata così bella e importante perché ci seguono ovunque, perché oggi hanno dimostrato davvero l'attaccamento alla squadra. Ecco, a differenza di altre piazze, Cammarata è proprio questo, siamo tutt'uno con i tifosi e tutta la gente che ci ama. Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di San Giorgio Piana Partinica Audace, match valevole per la 18ª giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. Prima frazione di gara terminata sul risultato di 0-0. Nessuna particolare occasione da gol per entrambe le squadre, solo un tiro per la Partinica Audace, che non ha particolarmente impensierito la Min. Adesso è quasi tutto pronto per l'inizio della seconda metà di gara. Entrambe le squadre, per motivi di classifica chiaramente differenti, avranno voglia di sbloccare il risultato. Ricordiamo che la Partinica Audace si presenta all'incontro con 29 punti, mentre il San Giorgio Piana quota 24. È chiaro che i padroni di casa abbiano tutte le intenzioni di portare a casa i 3 punti per potersi rilanciare verso la zona dei playoff. Partitica Audace che invece vuole mantenersi là sopra, provare a effettuare il miglior posizionamento possibile a fine stagione. Nel frattempo le 2 squadre si dispongono nel campo. Si aspetta solo il via da parte del direttore di gara che insieme agli assistenti sta controllando le reti delle 2 porte. Il movimento, raga. Sembra esserci stato un problema nella rete attualmente occupata dal San Giorgio Piana. Ci vorrà ancora qualche attimo prima dell'avvio della seconda metà di gara.
detto pure io. Oh, dai! Sembra finalmente tutto pronto per l'avvio della seconda metà di gara. Avviato ufficialmente il secondo tempo di San Giorgio Piana Partinico Audace. Si scalda il tifo anche sugli spalti. Primo possesso della squadra di casa, con Neri che prova a guadagnare qualche metro e poi il lancia lungo sempre alle parti di Barbara. Intercettato il pallone di testa alla difesa della Partinico Audace. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Pallone lanciato lungo a cercare i compagni in aria. Ci arriva sul pallone il numero 10 della squadra ospite. Allontana Yamme. Pallone recuperato dal San Giorgio Piana, che con Neri prova a guadagnare qualche metro. Neri si appoggia a Moulet. Scambio con Diacate. Pallone verso Yamme. Serve il compagno sulla corsia di destra. Pallone recuperato dalla Partinico Audace che prova a lanciare lungo verso Mistretta. Intercetta Moulet di testa. Tutto regolare per il direttore di gara. Ancora possesso Partinico Audace. Con il numero 3 che prova a lanciare lungo. Aggancia Mistretta che prova a farsi spazio perché serve il compagno. Tentato 1-2. Pallone tra i piedi di Diacate. Poi serve Moulet e poi si affida a Neri. Ora Yamme. Lotta sul pallone Cacicia. Ci arriva Passero che serve Barbara che poi lancia lungo dalle parti di Secan. Intercettato da Raimondi. Il lancio lungo. Pallone ancora tra i piedi della Partinico Audace. Dopodiché intervento ritenuto falloso da parte del direttore di gara ai danni del numero 8 Alfano. Rispetto al via del direttore di gara che arriva adesso, Raimondi lancia lungo, intercetta Barbara di testa, ci arriva poi Candela che serve Secan che poi si appoggia a Passero che lotta per il possesso del pallone, ancora Secan lancia il pallone dalle parti di Cacicia che non riesce a fermarlo però, pallone che termina fuori. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore della Partinico Audace. Altro pallone recuperato dal San Giorgio Piana, allontana in qualche modo la Partinico Audace, intercetta di testa Neri. Ferma tutto il direttore di gara, batte subito la Partinico Audace che prova ad approfittare del momento con il pallone tra i piedi del numero 3 che si fa quasi tutto il campo, poi sbaglia all'ultimo, ma ancora possesso Partinico Audace che prova a farsi spazio tra le retrovie del San Giorgio Piana, altro lancio lungo, poi
poi facilmente intercettato dalle braccia di Lamin, che va ad appoggiarsi a Sannasardo, che va a lanciare lungo per Secan, palla che però finisce facile tra le braccia di Polizzi. Prova a ritagliarsi qualche spazio la Partinico Audace, prendendosi un po' di tempo per costruire la manovra. Ancora possesso Partinico Audace, che opta per il lancio lungo dalle parti di Mistretta, intercetta Neri. Ancora altro pallone recuperato dal San Giorgio Piana. Palla tra i piedi di Mulè, che si appoggia al solito Neri, che opta per il lancio verso Passero, che si fa strada tra le linee della squadra avversaria e poi opta per il cross, un po' impreciso, che rotola dall'altro lato del campo. Si riparte da una rimessa laterale per la Partinico Audace, che prova a battere subito. Pressa alto il San Giorgio Piana. Ancora palla tra i piedi del numero 3, che prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e il San Giorgio Piana, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Si appoggia a Mulè, poi palla ancora tra i piedi di Neri. Palla che termina fuori, rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Lancia lungo, intercetta ancora una volta la Partinico Audace, che recupera il pallone, ma Barbara lotta per il possesso, palla che termina fuori. Altro pallone allontanato dalla Partinico Audace, intercetta di testa Mulè, perché prova a rispondere Di Mercurio lanciando lungo per Caronia, lancio però troppo lungo. Arriva il primo cambio per il San Giorgio Piana, esce il numero 8 Cacicia, ad entrare il numero 9 Amaya. Dai Fede, dai Fede, dai Fede! Dai Fede! Va bene lì. Si riparte con il pallone tra i piedi di Lamin, che si appoggia a Neri, poi va su Mulè, che lancia lungo dalle parti dell'appena entrato Amaya. Recupera la Partinico Audace. Pressing alto da parte del San Giorgio Piana, poi palla che arriva dalle parti di Caronia, ferma tutto per il direttore di gara, fuori gioco. Batte subito il San Giorgio Piana. Palla tra i piedi di Neri, che opta per il lancio lungo verso Amaya, intercetta di testa la Partinico Audace. Intervento non ritenuto falloso da parte del direttore di gara, si continua a giocare. Rimane a terra uno dei giocatori della Partinico Audace. A rimanere a terra è il numero 9 Domenico Mistretta. Pallone restituito dalla Partinico Audace al San Giorgio Piana, perché Lamin va per il lancio lungo dalle parti di Secan. Intercetta di testa la Partinico Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero, che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia afferra, perché lancia lungo
dalle parti di Mistretta, che riesce ad agganciare in qualche modo il pallone e a servire il compagno. Si fa strada la Partinico Audace, poi palla che termina fuori al campo. Sarà dunque rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Si alza la Partinico Audace. Bravo, rimani lì! Rimani lì! Sergio, se si spinge... Altra rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Capito? Ce l'ha Alessio! Pallone lanciato dalle parti di Passero. Lancio lungo a cercare Barbara, che non ci arriva. Pallone intercettato ancora una volta dal San Giorgio Piana, che prova a ripartire tra i piedi di Passero. Pallone recuperato ancora una volta dal San Giorgio Piana, ma non si abbatte. Ferma tutto il direttore di gara per un fallo ai danni della Partinico Audace. Noi siamo pronti! Rimessa laterale per il San Giorgio Piana. Aspetta, qual è la fretta? Vai dietro, Pallone dato all'indietro alle parti di Lamin, che opta per il lancio lungo. Cerca di intercettare di testa a Maglia, pallone che però viene recuperato dalla Partinico Audace. Ancora possesso Partinico Audace, con il pallone tra i piedi del numero 4 che prova a scattare. Altro pallone tra i piedi della Partinico Audace. Recupera il pallone Secan. Lotta per il possesso, si appoggia a Passero. Pallone tra i piedi di Amaya, che guadagna metri provando a verticalizzare il pallone. Palla che viene recuperata dalla Partinico Audace, che con il pallone tra i piedi del numero 10 che prova a fare tutto da solo. Palla che poi viene recuperata da Neri, che allontana. Nel tempo c'è un cambio. Cambio per la Partinico Audace, esce il numero 8 Alfano, entra invece il numero 15 Mendola. Pallone tra i piedi di Polizzi, che si appoggia al compagno sulla corsia di sinistra. Ancora possesso Partinico Audace. Lotta sul pallone Barbara per recuperarlo. Palla che poi finisce tra i piedi di Lamin, che prova ad allontanare come può il pallone dall'aria. Frattempo 58esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato allo stadio Licaoli di Piana degli Albanesi. Nessuna particolare occasione per le due squadre. Nel frattempo pallone che finisce in aria, tutto regolare per il direttore di gara, nessun fallo, si rotola a terra il numero 9 Mistretta. Rimane a terra il numero 9. L'arbitro è costretto a fermare il gioco.
squadre rimangono in cerchio attorno a Mistretta. La squadra ospite reclama un rigore, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Si prende dunque un possesso del San Giorgio Piana, Lamin che lancia lungo per i compagni. Passero recupera il pallone, si appoggia ad Amaya che poi va a servire Barbara che può provare a crossare in mezzo e guadagna un calcio d'angolo. Va Passero alla bandierina. Chiamato lo schema. Batte pallone che arriva tra i piedi di Amaya che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Ancora possesso Partinico Audace che prova in qualche modo a ritagliarsi qualche spazio, costretto ad appoggiarsi alle linee difensive, pressa alto San Giorgio Piana. Ancora possesso Partinico Audace che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra. Calcio d'angolo per la Partinico Audace. Ma perché lo stai ammonendo? Sei capitano! Dopodiché un'ammonizione per proteste per Lamin. Secondo giallo del match, il primo era per il mister del San Giorgio Piana, anch'esso per proteste. Si aspetta il via del direttore di gara per poter battere questo calcio d'angolo. Nel frattempo un po' di mischia in aria. Il direttore di gara è infatti costretto ad intervenire per calmare gli animi. Arriva il via del direttore di gara. Si batte il calcio d'angolo, palla che poi termina sul fondo. Rimane a terra uno dei giocatori del San Giorgio Piana, sembra essere Secan, che però si rialza subito, probabilmente un contatto abbastanza vigoroso durante l'ultimo calcio d'angolo. Batte Lamin dalle parti di Neri che si appoggia a Moulet, scambio con il numero 11 del San Giorgio Piana, poi lancio lungo dalle parti di Secan. Sanasardo va per servire Amaya, ha segnalato il fuorigioco dall'assistente, si alza la bandierina. Azione interessantissima per il San Giorgio Piana, interrotta però dal richiamo dell'assistente. Nel tempo prova a ripartire la Partinico Audace. Ancora possesso Partinico Audace. Che prova a farsi spazio tra le linee difensive del San Giorgio Piana. Poi il lancio da fuori area.
costretto Lamin a intervenire. Ottimo intervento da parte di Lamin, che allontana in calcio d'angolo. Ci si prepara dunque per un altro calcio d'angolo in favore della Partinico Audace. Calcio d'angolo battuto. Vedi che contatti in aria, tutto regolare per il direttore di gara. Scusami, se non era angolo lì contarava, fammi capire. Dai Pippo! Ma magari più non era angolo. Sarà un altro calcio d'angolo, questa volta dall'altro lato del campo, sempre in favore della Partinico Audace. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinico Audace, grande rischio per la squadra di casa. La Partinico Audace inizia a farsi sentire, inizia ad impensierire notevolmente il San Giorgio Piana e deve necessariamente mostrare gli artigli, mostrare una reazione. Gli ospiti sembrano intenzionati a sbloccare il match. C'è bisogno dunque della migliore prestazione da parte della squadra di casa per rispondere in maniera adeguata. Lotta di possesso tra le due squadre, alla meglio Muller. Che passaggio errato da parte di Neri, pallone restituito agli ospiti che lottano per farsi strada sulla corsia di destra. Dopodiché pallone che termina in fallo laterale. È stata battuta dalla Partinico Audace. Prova a farsi spazio a servire i compagni in mezzo, allontana di testa Neri. Pallone che arriva dalle parti di Secan, che lotta per il possesso. Dopodiché si guadagna un fallo che interrompe momentaneamente l'incursione della Partinico Audace. Rimane a terra Lamin, probabilmente per crampi. Entra l'assistente in campo. Mi dà una manata il primo passo avanti, gli rubo il tempo. Se non mi fischi girati là, girati là. Vai Sembra tutto pronto per ripartire, si rialza Lamin. Sembra mostrare ancora un poco di difficoltà, ma tutto pronto per ricominciare. Lancio lungo di Lamin che però non trova nessuno e sostanzialmente regala il pallone a Polizzi.
Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, quasi 70° minuto di gioco. Mancano 20 minuti al termine dei minuti regolamentari del secondo tempo, poi staremo a vedere quanto saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Nel frattempo entrambe le squadre continuano a lottare per provare a sbloccare il match. Altro pallone recuperato dalla Partinico Audace, che riesce a servire Mistretta. Nel frattempo vola un altro giallo per proteste per Neri. Ripartirà da una rimessa dal fondo. Si scaldano notevolmente gli animi, soprattutto sponda San Giorgio Piana, che cerca con le unghie e con i denti di resistere ai tentativi d'assalto da parte della squadra ospite, che si stanno continuando a perpetuare negli ultimi minuti di gioco. Nel frattempo arriva il fischio del direttore di gara, che avvisa Lamin il fatto che si possa battere la rimessa dal fondo. Pallone che arriva dalle parti di Sanasardo e poi viene allontanato dalla Partinico Audace. Iamme vince il duello aereo, pallone dalle parti di Secan che serve Sanasardo, che prova a lanciare per i compagni in mezzo, pallone che termina fuori. Sarà rimessa laterale per il San Giorgio Piana, che Barbara prova a battere subito verso Passero, che prova a farsi spazio per servire i compagni in mezzo. Ancora Barbara, poi tenta da fuori area di Acate, pallone che viene recuperato dalla Partinico Audace, che prova a ripartire sulla corsia di destra. Dai! Si ripartirà da una punizione in favore della Partinico Audace. A battere il numero 3 di Mercurio, che prova a lanciare lungo verso Mistretta, intercetta di testa Mulè. Recupera il pallone Barbara, che si appoggia a Iamme, poi triangolazione con Diacate. Barbara lancia lungo, poi pallone intercettato dalla Partinico Audace, che manda fuori. Palla tra i piedi di Neri, Subito! che si appoggia a Mulè. Poi Diacate, pallone per Sanasardo, che va verso Passero, poi si appoggia sulla corsia di destra Barbara, che lancia per i compagni in mezzo. Occasione interessante, ma nessuno riesce ad agganciare bene il pallone. Nel frattempo ancora palla per Barbara, che si appoggia dietro a Iamme, che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Palla. Assistente. Nel frattempo si prepara un altro cambio dalla panchina della Partinico Audace. Si prepara la battuta Polizzi. Lancia lungo Polizzi. Rimane a terra uno dei giocatori del San Giorgio Piana, si tocca la testa, probabilmente uno scontro aereo. Si rialza Neri.
Pallone per Moulet. Messa laterale, nel frattempo si appresta ad entrare il numero 20 Mendes per la Partinico Audace, ad uscire il numero 9 Mistretta. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore della Partinico Audace, con Di Mercurio che prova a lanciare lungo per l'appena entrato Mendes. Intercetta Maglia che lancia per Secan. Dopodiché intervento in ritardo da parte della Partinico Audace, vola il giallo. Ma chi è che cambia direzione alla palla? Giallo dunque per il numero 4 Di Giorgio della Partinico Audace. Si appresta alla battuta Passero. Grazie. Va per battere Passero dalle parti di Neri sulla corsia di destra. Pallone che poi viene recuperato dalla Partinico Audace. Aggancia Barbara e poi si appoggia a Moulet che a sua volta va all'indietro per Lamin. Nuovamente pallone per Barbara. Poi va da Diacate. Ancora Barbara. La corsia di destra prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Crampi per Candela, nel frattempo ancora gioco fermo. Batte corto Polizzi. Lancia lungo il numero 6 della Partinico Audace verso il compagno sulla corsia di sinistra, prova a farsi spazio, palla che poi termina sul fondo. Non riesce a guadagnarsi un altro prezioso calcio d'angolo la squadra ospite. Battuto corto il calcio d'angolo, poi pallone deviato del numero 9 Amaya. Ancora Partinico Audace che prova a servire un altro pallone in mezzo, afferra con le mani Lamin. Vola un altro giallo, questa volta per il numero 15 Mendola. Nel frattempo si appresta al cambio il San Giorgio Piana. Entra il numero 20 Martinez. Ad uscire il numero 11 Candela. Oh signore.
Matti, tu qua in mezzo, tu in mezzo. Una forza, Alessio, andiamo ragazzi, una forza, dai, non andiamo. Riprende il gioco, possesso San Giorgio Piana, con Neri che prova a farsi spazio, si appoggia poi a Yamme. Ancora scambio con Neri. Lancio lungo di Neri a cercare l'appena entrato Martinez, recupera però la Partinico Audace. Ancora possesso Partinico Audace, costretto ad appoggiarsi alle retrovie, dopodiché lancio lungo che finisce però tranquillamente tra le braccia di Lamin. Si prepara un altro cambio alla panchina della Partinico Audace. Palla tra i piedi di Neri che lancia lungo alle parti di Barbara, intercettato però di testa dalla Partinico Audace. Va sul pallone Yamme, palla tra i piedi di Lamin che scambia con Yamme. Yamme va a servire ad Amaya, poi si appoggia su Diacate che opta per il lancio lungo verso Barbara, che tenta di crossare in mezzo per i compagni, non ci riesce però. Arriva un cambio nel frattempo, ad uscire il numero 7 Trifilo. Entra il numero 14 Grillo. Chiamato lo schema, si appresta a battere il calcio d'angolo la Partinico Audace, alla bandierina il solito Passero che lancia in mezzo, dopodiché tutto fermo, richiede un fallo il San Giorgio Piana. Non può prendere la palla con le mani, signore! Non devi ammonire! Ha preso la palla! Non devi ammonire! Ancora Partinico Audace che prova a lanciare sulla corsia di sinistra. Lotta aerea tra le due squadre per il possesso. Spedisce lontano Yamme. Lotta per il possesso Passero. Riesce a recuperare il pallone di Acate. Palla tra i piedi di Amaya che si appoggia a Sannasardo. Perché Neri, ancora scambio con Sannasardo. Va su Diacate. Poi Passero. Pallone di Barbara che prova a crossare in mezzo, intercettato di testa di Acate. Lotta Passero per il possesso, prova a farsi spazio per crossare in mezzo per i compagni, tenta di saltare l'uomo, non ci riesce, prova a ripartire la Partinico Audace, ferma tutto il direttore di gara. Lancio lungo della Partinico Audace, aggancia il numero 10 che prova a saltare l'uomo, poi tenta di servire il compagno in mezzo. Pallone che viene spedito lontano da Neri. Prova a scattare Secan per lottare per conquistare il pallone. C'è anche Amaya a supporto che aggancia il pallone e prova a farsi spazio, dopodiché viene fermato in maniera fallosa. È giallo! È giallo! Solo un'ammonizione verbale però per il direttore di gara. Dario, provatela! Angelo! Dalla via! Vai con Modu e Neri!
Nel frattempo entra il numero 18 Lavardera per la Partinico Audace. Facciamola, è là la palla, arriva là! Ad uscire invece il numero 10 Caronia. Sul pallone Sanasardo. Batte Sanasardo. Allontana la Partinico Audace in qualche modo. Ancora San Giorgio Piana. Con Neri che prova a crossare in mezzo. Pallone leggermente troppo alto, non ci arriva nessuno. Si appresta alla battuta Polizzi. Batte lungo Polizzi. Intercetta di testa Mulè. Aggancia Sanasardo. Che va per Secan. Pallone poi intercettato dalla Partinico Audace. Presunto fallo di mano per il direttore di gara. Nel frattempo 86esimo minuto di gioco. Mancano ormai una manciata di minuti prima del termine dei minuti regolamentari del secondo tempo. Nel frattempo continua Sanasardo. Oh, è fallo! È fallo! Rimane a terra il numero 4 della Partinico Audace. Pallone interessante per Secan che viene fermato in maniera fallosa. C'è il fallo primo! Facciamola quella centrale! Mister, Oh, forse Dario! non sono chiaro. Te l'ho scritta! Fatela, Federico! Chiama Federico, chi è forse la devono, ci stiamo orientando per un cambio. Fatelo, Fede! Fatela, passalo! Accomodati! Passalo! Facciamo! Non ne faccio più, non sono seduto. Sedete altrimenti non faccio tutti. Con la casacca Si appresta Passero alla battuta insieme a lui Sanasardo. Va per battere Passero, pallone troppo alto, non impensierisce Polizzi. Batte Polizzi, cercare i compagni in profondità, ci riesce ad arrivare di testa Barbara. Lancio lungo dalle parti di Secan, intercetta di testa la difesa della Partinico Audace. È nostra, è nostra! Nel frattempo sostituzione per la Partinico Audace. Esce il numero 11 Iezzi. Continuiamo, non molliamo! 5 minuti! Chiamali forti, andiamo ragazzi! Entra il numero 19 Macaluso. Si riparte nel frattempo da una rimessa laterale in favore del San Giorgio Piana. Pallone intercettato di testa alla Partinico Audace. Altra rimessa laterale per la squadra di casa. Stavolta a battere Diacate, che va a lanciare lungo per i compagni in profondità. Dopodiché ci prova ancora una volta la Partinico Audace con un lancio lungo. Intercetta l'appena entrato numero 19. Si guadagna una rimessa laterale in posizione molto avanzata.
Siamo ormai ad un passo al termine dei minuti regolamentari. Pallone lanciato in mezzo, intercettato di testa dal San Giorgio Piana, che allontana in qualche modo. Peppe, c'è Sergio, Peppe. Palla tra i piedi di Polizzi. Lancia lungo Polizzi, in maniera imprecisa però, regala la rimessa laterale al San Giorgio Piana, che adesso lotta con le unghie e con i denti in questi ultimi minuti di gioco. Trattenuto vistosamente a maglia, tutto regolare però per il direttore di gara. Nostra questa, dai. Rimessa laterale per la Partinico Audace, subito battuta. Recupera il pallone il San Giorgio Piana, che adesso prova ancora una volta a farsi vedere sulla corsia di sinistra. Crossa in mezzo a maglia. Pallone allontanato dalla Partinico Audace. Ancora Partinico Audace che prova uno degli ultimi possibili assalti del match, visto che ci troviamo ormai nelle ultime battute di questa gara. Pallone tentato di crossare in mezzo, poi allontana Diacate il più lontano possibile dall'area. Si riparte da una rimessa laterale del San Giorgio Piana, dopodiché rimane a terra a maglia, stoccandosi il volto. Si parte da una punizione in favore del San Giorgio Piana. Alla battuta Neri, che invita tutti i compagni a salire. Lancia lungo Neri. Intercetta di testa la difesa della Partinico Audace. Non riesce ad agganciare bene il pallone Martinez. Ma ancora possesso San Giorgio Piana, con Sanasardo che lotta sul pallone. Poi scambio con Neri. Poi intervento falloso. Vola il giallo per il numero 18, Lavardera. Alla battuta Sanasardo. Batte Sanasardo verso Barbara, che poi crossa in mezzo. Allontana in rovesciata la Partinico Audace, lontano dalla propria area. Batte Duli la rimessa laterale. Dopodiché tutto regolare per il direttore di gara, un ultimo assalto da parte della Partinico Audace, palla che poi termina sul fondo. Rimane a terra uno dei giocatori del San Giorgio Piana. Ormai quasi quarto minuto di recupero. Rimane solo un minuto di recupero. Certo, è possibile che il direttore di gara allunghi il tempo a disposizione delle due squadre, in quanto il gioco attualmente è fermo, con uno dei giocatori del San Giorgio Piana che rimane a terra. Richiesto l'intervento degli assistenti, i compagni fanno il gesto del cambio. Recupera! Grillo! Attacca il vento, avanti il vento! Duli!
dai, che facciamo gol. Ancora tutto fermo. È intervenuto l'assistente in campo. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinico Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol a segnare il numero 6 Duli. Rimangono basiti i giocatori della squadra di casa, che non si aspettavano che il gol venisse convalidato. Grande Stitch! Appido, minchia, questo scappa Grande amarezza in casa San Giorgio Piano per il risultato. Nel frattempo prova a reagire in questi ultimi secondi a disposizione la squadra di casa. Altro lancio lungo della Partinico Audace, che prova a giocare come può con il cronometro. Nel frattempo arriva il triplice fischio, termina con il risultato finale di 0-1 il match tra San Giorgio Piana e Partinico Audace. Partinico Audace che adesso vola a quota 32 punti in campionato, San Giorgio Piana che rimane a quota 24. Risultato estremamente amaro per la squadra di casa, che si è vista beffata negli ultimi secondi del match.